Per Venezia sarà un altro fine settimana vissuto con il cuore e l'acqua alla gola. Insomma, l'emergenza purtroppo non è ancora finita. Il centro previsioni e segnalazioni marea del comune di Venezia annuncia un nuovo picco massimo di marea previsto per domenica mattina alle ore 8:45 con una quota di 140 cm in punta alla salute. A questo livello di marea va sotto acqua, ricordiamolo, il 59% circa della città storica. Un nuovo allarme che si inquadra in un momento già difficile, con ingenti danni per l'acqua alta in molte chiese di Venezia. La situazione è più grave di quanto si vede, purtroppo, perché i danni che sono visibili oggi sono limitati rispetto a quello che sarà l'azione che questa acqua grande eccezionale ha provocato nelle nostre chiese, specie nel sottosuolo. Nella giornata di oggi, insieme alla soprintendenza, sono state visitate una quindicina di chiese. Camminando in alcune chiese abbiamo una situazione di gravità data dal fatto che il pavimento suona vuoto in alcuni punti. Non voglio allarmare nessuno, però sicuramente nel prossimo periodo saremo costretti a fare degli interventi speciali che immediatamente non sono percepibili. E c'è un nuovo allarme all'orizzonte. Quello che ci preoccupa di più è anche la situazione dei campanili, che viene aggravata da quello che è il contesto di questo evento eccezionale dal punto di vista atmosferico.